Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo in primavera, come potete vedere abbiamo la primavera che è appena iniziata, abbiamo più uno di felicità per tutte le province e ci ritroviamo proprio nel momento in cui dobbiamo scontrarci col nostro caro esercito degli Edo che si ritrova sul ponte che è stato incantato dalla nostra Geisha. Vediamo un po' se possiamo scontrarci e creare questa battaglia. Ecco, infatti guardate un po' che fifone il ragazzo se ne ritorna indietro. Vediamo un po'. Ecco qua, e guardate un po' ragazzi, ci ritroviamo in netta superiorità, il nostro caro Frosty, anche essendo in primavera che non è la sua stagione, riesce ad ottenere un notevole vantaggio e possiamo anche risolverla automaticamente questa battaglia. Vediamo un po' nelle pianure, ecco qui, non stiamo perdendo alcun uomo, ecco qua, pochissimi uomini, eccoli qua, e abbiamo frantumato l'esercito nemico. Bene, togliamo la nostra spadina. Siamo aumentati anche di grado ragazzi, vediamo un po'. Il nostro generale sale di grado. Wow, vediamo, entriamo all'interno delle abilità di Frosty. Bene, vediamo un po', possiamo potenziare l'aggressività, l'aggressore e vediamo se possiamo portarlo avanti. Vediamo logistica, più 5% alla velocità di reintegro delle unità e più 10% al raggio di movimento. Questo sembra utile. Assalto, consente a tutte le flotte di prendere parte a battaglie notturne, oppure più 1 al comando durante le imboscate, 10% al profitto derivante dal saccheggio. Bene, può essere utile. Allora, vediamo un po', possiamo anche vedere le informazioni delle guardie del corpo del generale. Molto bene, allora, la nostra Gesha mandiamola in esplorazione ragazzi, vediamo un po' che cosa succede in questa città. Ecco, non c'è nessuno, non c'è un'anima viva. Andiamo più avanti. Un esercitone messo qui ragazzi, possiamo... non possiamo fare più nulla perché la nostra Gesha ormai è rientrata in ritiro spirituale, eccola qui in Zen, e non potrà fare più nulla, si è ritirata dietro il suo ventaglio. Portiamo avanti queste truppe ragazzi, cerchiamo di rinfoltire l'armata perché dobbiamo attaccare anche la provincia dei Numata. Vediamo un po' cosa possiamo reclutare. Allora, vediamo, reclutiamo oltre alle 2 unità di cavalleria che abbiamo disponibili anche qualche unità di, vediamo un po' di fucilieri. Eccoli qui, fanteria di leva e anche qualche altra katana. Perfetto. Vediamo un po' per quanto riguarda lo sviluppo. Ci ritroviamo a 4 turni dalla nostra sede consolare. Bene, possiamo anche avanzare nella stagione. Perfetto ragazzi, siamo riusciti ad avanzare nella nostra stagione. Adesso vediamo un po', possiamo reclutare anche un bel ninja, può esserci utile in questa campagna di conquista, vediamolo. Ecco qua, agente reclutato, gli shinobi sono maestri del sotterfugio, autori di spionaggi e assassini. Eccolo qui, è in ritiro zen per adesso, ecco qui ci ha fatto anche il linkino. Dopo un turno potremo usarlo ovviamente. Ecco qua ragazzi, abbiamo disponibile un esercito nemico, ovvero l'esercito di prima, che sta fronteggiando il nostro Frosty the Snowman. Vediamo un po' se possiamo affascinare il nostro nemico. Niente, non abbiamo i soldi necessari, però possiamo benissimo attaccarlo. Vediamo un po'. Vediamo. Una battaglia più che seria. Guardate un po' ragazzi, abbiamo solo un leggero vantaggio, però possiamo farcela, dai. Anche il nostro Frosty the Snowman, anche se non è nella sua stagione, ha le abilità per effettuare quindi questo combattimento. Quindi troviamo 2000 uomini contro ben 1000 uomini. Eccoci ragazzi sul campo di battaglia. Abbiamo per adesso meteo attuale pioggia, le armi da fuoco richiedono più tempo nella ricarica e ovviamente come ben sapete gli arcieri non possono scagliare frecce infuocate perché altrimenti si spegnerebbero immediatamente. Quindi ragazzi, io vorrei combattere questa battaglia sotto la pioggia, non vorrei aspettare un meteo sereno, normale, e buttiamoci un po' su questo nuovo tipo di meteo. Vediamo un po' le nostre unità sotto la pioggia battente, eccole qui, guardate quanto sono forti. Dai, giochiamo questa battaglia con la pioggia. Il nostro Frosty, guardate un po', all'ombrellino e anche l'impermeabile, davvero molto forte il nostro generale. Allora, posizioniamo il nostro esercito, intanto selezioniamolo tutto, eliminiamo da questa prima linea. Bene, costruiamo la nostra prima linea. Ecco qua, tutte fanteria di leva tranne un'unica fanteria di linea. Vediamo cosa ritroviamo all'interno. Una bella montagna ragazzi, possiamo facilmente come possiamo dire, passare oltre, ok, da questo lato. Guardate un po', ci sono delle abitazioni. Wow, un piccolo villaggio. Tanto prendiamo le nostre uniche unità da corpo a corpo, i nostri kaki cogliari, che sono utilissimi per in questo momento della campagna che non abbiamo scoperto tantissime unità. Formiamo un bel gruppetto e adesso selezioniamo i nostri 2 generali, Pinocchio e Frosty the Snowman. Perfetto, e diamo il via alla battaglia. Possono pure provarci, generale, ma non hanno alcuna possibilità. Avete sentito il ragazzone ragazzi? Siamo in netto vantaggio, ovviamente sotto la pioggia, davvero molto forte questa battaglia. Diamo un'occhiata alle unità del nemico che non ho davvero guardato. Allora, ha delle fanterie di leva in prima linea,
seguite da fanterie di leva, ragazzi, solo in prima linea. Wow, un esercito completo di fanterie di leva, non ha completamente un lanciere, sono unità da tiro e ovviamente due generali. Il nemico rimane ad aspettarci e adesso noi andremo a prenderlo, ragazzi. Bene ragazzi, i nostri uomini hanno attraversato queste foreste, sono riusciti ad attraversare anche questa montagna. Ci ritroviamo di fronte al nostro nemico, vediamo un po', a breve inizierà lo scontro. Ruotiamo un po' il nostro esercito, mettiamolo in posizione, in una posizione normale, idonea per il combattimento. Vediamo un po', il nemico aspetta imperterrito il nostro arrivo. Vediamo un po'. Delle fanterie di leva, sono abbastanza esperte, guardate un po' ragazzi, hanno raggiunto il livello 5 ma anche il livello 4, sono molto ma molto più potenti delle nostre, ma noi abbiamo una tattica, anzi no, un fattore a nostro vantaggio, ovvero il numero. Abbiamo moltissime unità, tantissime, siamo in netto vantaggio. Bene, avanziamo ancora un po' di più. Facciamo correre le nostre truppe. Vediamo. Ecco, a breve faremo cantare le canne dei nostri calibro 50, ragazzi. Eccoci pronti al fuoco, ragazzi. Dai, dai, che siete in portata. Dai, dai, fate fuoco da questa prima linea. Wow, vediamo un po' quante uccisioni. Diverse uccisioni. Vediamo un po' questi uomini. Portiamoli sul lato in modo da attaccare il nemico dal fianco. Portiamo anche i nostri lancieri da questo lato in modo da attaccarli sempre dal fianco. Correte ragazzi, correte. Siamo ispirati dal nostro Frosty. Anche ci ritroviamo nel bosco, ragazzi. Bellissima questa battaglia sotto la pioggia. Vediamo. Forza, forza, forza. Wow, guardate un po' come fanno scoccare i nostri fucili questi ragazzoni. Andiamo, correte, forza. Avanti, attaccateli, attaccateli. Veloce, veloce, abbiamo anche l'avanzamento rapido. Una sorta di banzai, aumenta la velocità di un'unità per un breve periodo di tempo e anche la carica. Bene, attacchiamoli ragazzi, forza, 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 forza. Intanto continuiamo a bersagliarli. Si ritrovano in parità, ma per adesso i nostri uomini li attaccheranno. Ecco qua, dal lato. Molto bene, continuate ragazzi a far fuoco, forza a tutta potenza. Forza, forza che li state buttando giù, si ritrovano in grande svantaggio. Ecco, 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 nel corpo a corpo non hanno alcuna speranza. Vediamo a chi stanno puntando queste unità. Perfetto, e i nemici ragazzi continuano a far fuoco, non vanno via. Guardate questa bella unità di Kaki Koyari come continua a combattere. Adesso che si ritrovano impegnate, ci ritroviamo sotto il fuoco nemico e gli inviamo un'altra bella unità. Vediamo un po', ecco, le fanterie di leva continuano a far fuoco. Ecco, ecco, continuate ragazzi anche da questo lato. Forza, 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 forza. Bene, bene, forse un altro po' riescono a resistere. L'avanzamento rapido ragazzi. Muovetevi, muovetevi che i vostri compatrioti muoiono per conquistare. Forza, forza, forza. Vediamo un po', rimane anche qualche altra unità qui. Perfetto. Questa non conviene farla avanzare perché si ritrova sotto il fuoco nemico. Bene, 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 bene. Forza ragazzi che li state buttando giù. Gli stendardi sono già strappati, sono anche di color rosso e giallo. Voi siete fortissimi, forza. Dai che ce la fate. Avanti quest'unità. Non si ritrova sotto il fuoco. Vediamo, portiamola un po' più avanti. Avanti e continuano a sparare ragazzi. Ci ritroviamo in parità. Volete vedere che non ce la facciamo? I nostri uomini si ritrovano un po' affannati. Non ce la fanno a distruggerli immediatamente. Vabbè ragazzi, si vede, la primavera non è la stagione del nostro ragazzone, del nostro Frosty. Portiamo un'unità qui a rompere le scatole al generale nemico. Vediamo, andiamo avanti. Intanto prendiamo un'altra unità di lancieri ragazzi e portiamola su quest'altro fronte. Andiamo avanti. Questa bella unità di fucilieri posizioniamola in modo corretto. Avanti, che belle quando ci sono queste mappe in pianura senza nessun ostacolo. Ecco, 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 fate fuoco ragazzi. Forza, Mac ready. Fire. Guardate che forza. Ecco, ecco il generale nemico che cade giù. Lo stiamo disturbando. Forza, forza, forza con i vostri fucili ad avancarica. Fateli a pezzi. Avanti, avanti, avanzate. Ecco qua. Possiamo portare avanti la nostra unità di lancieri che si trova ancora nelle nostre retrovie. Ecco qua, ne abbiamo disponibile un'altra. Questo nemico è stato così stupido da avanzare. Bene. Continuate a far fuoco sul generale ragazzi. Il nostro Frosty rimane imperterrito dietro le linee. E pauroso ragazzi. Andiamo, forza ragazzi. Forza, forza, avete il fianco esposto, potete farlo a pezzi, anzi ecco il generale.
signore. Forza, forza, il generale è fuori. Eccolo qua, sta avanzando. Forza ragazzi, buttatelo giù, buttatelo giù. Forza, forza, una bella scarica. Forza, prima che arriva. Forza, 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 forza che ce la fate. Bene, 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 l'avete indebolito. Molto bene ragazzi. Possiamo smettere di far fuoco ai nostri uomini. Ecco qui, potete fermarvi anche adesso perché altrimenti colpirete le nostre truppe. Molto bene ragazzi, abbiamo sconfitto il nostro nemico, anche se disponeva di ottimi numeri, aveva ben 1000 uomini. Possiamo concludere la nostra battaglia perché adesso prenderemo in mano il castello nemico. Ecco ragazzi il resoconto della nostra vittoria decisiva: ben 245 unità perse contro 1111 sconfitte. Bene, abbiamo messo a sedere il nostro avversario, puliamo la nostra katana, mia scimitarra. Ok, vediamo un po', possiamo conquistare anche il nostro castello. Guardate un po' ragazzi, 300 uomini, non è importante combattere questa battaglia perché davvero il vantaggio è davvero impressionante. Possiamo risolverla automaticamente. Distruggiamo la katana a questo fantoccio che è fuoriuscito, spariamo anche qualche cannonata nel suo sederino, ecco qui. Wow, solo 11 unità perse in un assedio. Provincia catturata ragazzi, a noi non interessano i soldi, interessa la pace interiore, quindi occupiamo la nostra città pacificamente senza aver problemi con la popolazione locale. Molto bene, allora vediamo un po' cos'è questa nuova icona: sommario fedeltà 75% shogun pro imperatore. Wow, sta aumentando la nostra fama ragazzi all'interno di questa cittadina e prenderemo adesso da diversi soldini poiché abbiamo conquistato una nuova provincia. Allora, diamo un'occhiata all'interno di questa nuova città con la nostra geisha, la provincia di Itaki. Guardate un po', c'è una guarnigione interna, ci sono pochissimi uomini, c'è anche un bel porticciolo. Vediamo se possiamo conquistare il tutto. Vediamo un po' di riparare ciò che abbiamo distrutto, la roccaforte, o forse l'hanno distrutta i nemici mentre se ne stavano andando. Ripariamola al costo di 179. Ecco i fabbri, li sentite, anzi i falegnami. A breve avremo anche il nostro ninja disponibile. Vediamo se possiamo conquistare la prossima cittadina. Intanto il nostro esercito, nel nostro esercito principale trasferiamo alcune unità per aiutare. Intanto abbiamo gli alleati qua accanto, speriamo che non ci freghino la nostra cittadina. E la cessazione delle ostilità tra i nostri popoli, prima che spariscano entrambi. Guardate un po' ragazzi, i nostri Edo ci hanno pregato di offrire un trattato di pace, ma noi ragazzi non rifiutiamolo immediatamente, facciamo una bella controfferta. Vediamo un po'. Allora, gli richiediamo, vediamo un po', un pagamento. Gli richiediamo un pagamento, anzi no, richiedi pagamento, un pagamento di 2000, anzi no, facciamo, sì, 2000 paga più volte per ben 20 turni. Vediamo se accetti, amico mio. Forse riusciremo a trovare un accordo, non mi dite ragazzi. Vediamo un po', avanziamo. La vostra proposta è Questo è il interessante, costo per la tua ma salvezza, amico accettarla mio. sarebbe poco. Questo è il costo per la tua salvezza, l'hai rifiutato e adesso verrai distrutto, verrai schiacciato come un verme, quei vermi che non riconoscevo. Che è questo qua? Ah, l'esercito degli alleati, guardate che stronzi ragazzi, questo stronzone qua, il baffetto ci vuole fregare la nostra cittadina. Vediamo un po' se usciamo fuori dalla nostra città, i cittadini come si ritrovano. Bene, sentiamole dalle tasse per adesso e avanziamo con tutto il nostro esercito verso la cittadina nemica. Intanto portiamo dentro la nostra città le unità di katana in modo da mantenere il controllo e vediamo se riusciamo a conquistare la città prima che il baffetto nero qui ci freghi la città. Mi dispiace amico mio, caro baffo, ma siamo arrivati prima di te. Ecco qua, siamo davanti alla nostra cittadina. Andiamo con tutta la nostra armata. Guardate un po', sarebbe inutile, abbiamo circa l'80%, oppure 90% di vantaggio sul nostro nemico. Possiamo combatterla automaticamente. Per adesso assedi consistenti non ne abbiamo ritrovati, tranne il primo, che era il primo assedio in inverno. Poi una battaglia da combattere esclusivamente. Ecco la nostra vittoria decisiva. Abbiamo distrutto il clan, possiamo occuparlo sempre pacificamente ragazzi per non avere problemi. Ed ecco qua, adesso la nostra fama del clan è importante. Il nostro continuo sostegno allo shogun è tenuto in grande considerazione dal Bakufu. Per il tuo impegno sei stato promosso a giovane anziano. Wow, siamo invecchiati ragazzi. Vediamo un po', prendiamo la nostra geisha, passiamo accanto a questo nostro ragazzone e mettiamo la nostra ragazza all'interno della cittadina per intrattenere i nobili. Allora, possiamo costruire una nuova costruzione, vediamo un po' che cosa troviamo. Scuola di cadetti, riusciamo a reclutare la cavalleria con sciabola e la fanteria di linea, oppure industria artigianale più una modernizzazione e 560 per la ricchezza, oppure la locanda per l'arruolamento della geisha, stazione di polizia. Wow ragazzi, il Metsuke, però in questa nuova partita, in questo nuovo shogun viene chiamato Shinsegumi,
oppure il poligono per i cannoni. Il poligono per i cannoni sembra forte, ragazzi. Cannoni di legno, reclutiamoli, ragazzi. Mettiamo questo poligono per i cannoni, vediamo un po'. Possiamo reclutare i cannoni di legno, solo ed esclusivamente i cannoni di legno. E wow, sembrano forti i cannoni di legno, dai, reclutiamoli. E ripariamo anche la nostra roccaforte, ragazzi. E i prossimi progetti per la conquista di questo nuovo Giappone li vedrete nel gameplay successivo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.